con coach Pozzecco alla vigilia delle finali, da quando sei arrivato solo ed esclusivamente finali, ma questa ha un sapore particolare. Sì, anche perché quando parlavo di finali chiaramente lo facevo soprattutto all'interno dello spogliatoio e poi magari cercavo di trasferire un po' questa nostra necessità a tutta la gente, anche perché capisse il tifoso l'importanza delle gare che andavamo ad affrontare. Oggi penso che per chiunque sia abbastanza semplice capire che è una finale, anche perché lo è in realtà. Questa simbiosi che si è andata a creare in questi 4 mesi con tutto l'entourage, in primis societario e poi soprattutto sul parquet, è dovuta a questa tua grande disponibilità, coach? Ma non so da che cosa derivi, non so neanche se esista in realtà. L'unica come dire, considerazione che posso fare, ti posso garantire che corrisponde alla realtà, è che per me è importante, per il mio modo di vivere la vita, lo sport in generale, i rapporti umani sono decisivi. Anche perché lo dico sempre poi ai miei giocatori, che sono le persone con cui passo più tempo e con cui cerco in qualche modo di educarli anche dal punto di vista sportivo, se chiaramente sono in grado di farlo, ma è l'unico poi forse piccola presunzione che ho. Sì, secondo me sono un po' in grado di farlo, perché secondo me dal punto di vista sportivo, del fair play, del come vivere lo sport, pur commettendo 450 milioni di errori, alla fine sono riuscito a capire insomma come più o meno si debba vivere, e lo dico sempre ai miei giocatori, dico: guardate che alla fine non andrete, quando smetterete di giocare, non andrete a dormire con la coppa in mano piuttosto che con una medaglia, ma andrete a dormire con un messaggio scritto da un vostro ex compagno di squadra o con la foto di colui il quale ti ha aiutato a vivere determinate emozioni, o la foto di squadra, ma il palmarès conta il giusto. Nella cultura sportiva italiana troppo, nella mia cultura forse troppo poco, anche se chiaramente adoro vincere. Coach, molti ci chiedono quanto hai attinto dalla tua esperienza di grandissimo player e sei riuscito a trasmetterlo a tanti di questi ragazzi, perché non dimentichiamocelo, hai una squadra molto giovane. Ma sai, io ho allenato 1 anno e mezzo, adesso faccio un po' il calcolo, aiutatemi, 1 anno e mezzo a Capo d'Orlando, mezzo anno a Varese, ho fatto 2 anni il vice in Croazia e poi 2 mesi alla Fortitudo, quindi poco, e quindi mi sembra abbastanza logico e normale che insomma utilizzi più il mio background da giocatore che l'esperienza da allenatore, anche se poi chiaramente in questi anni, e soprattutto i 2 anni al Cedevita insieme a Veljko Mrsić, mi hanno aiutato molto, perché ho avuto la possibilità di analizzare un po' tutto in modo un po' più distaccato rispetto al fatto di fare delle esperienze da allenatore, dove distaccato non lo sei. Ultimissima è naturalmente il riferimento purtroppo a quella persona là, Casalone. Cosa ne facciamo? Niente, abbiamo riniziato con la pillola rossa, ma non ha dato gli esiti sperati. Adesso proviamo con una gialla che non l'ha mai presa nessuno, è un esperimento, speriamo faccia effetto.